جاي بتروح وبنتلاقى في نوار يحلى عيد نضوي عيد ونزرع ونلم على ايد وشد اليدين زي جيد موسمنا ويحلى يحلى تدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يعلم وانطرني لا تبقى تفل وتتركني وحدي عم طل. Anche oggi, che si costella di grattacieli numerosi, l'antica Beirut merita le lodi con le quali fu cantata. Sorella dei secoli, antica come il mondo, sede di Hermes, città di legge, centro di gioia, stella del Mediterraneo. Poiché la capitale del Libano, chiamata dai Fenici Beritus e dai Romani Iulia Augusta Felix, è rimasta la stessa nel tempo, anche se vi si è adeguata livellando al gusto dell'Occidente la propria orientale personalità. La sua gioia di vita, figlia naturale di un clima perennemente dolce, ha sempre avuto ragione delle millenarie vicissitudini. Per questo la città, che oggi ha raggiunto il 500.000 di abitanti, si affaccia sul futuro incurante dell'ansia che una metropoli moderna si trascina dietro. Beirut, punto d'incrocio delle correnti mercantili fra Oriente e Occidente, vive soprattutto del suo porto franco che attira merci da ogni parte del mondo. Spesso si affiancano sullo stesso molo navi di paesi in urto politico, ma i loro equipaggi, quasi a mostrare che la coesistenza è non solo auspicabile ma anche possibile, non si guardano in cagnesco. Qui, come nella mitica Babele, si parla ogni lingua, si professa ogni fede, si battono bandiere all'insegna della pacifica convivenza e nel mutuo rispetto dei propri affari. Il mercantilismo, che fu la grande molla della civiltà fenicia, è un tacere vecchio come il mondo. Alla sua ombra i cristiani contrattano con i musulmani di affari, di cariche, di merci, uno gingillandosi col passatempo preferito e l'altro fumando tranquillo il narghilè. Presi dalle cifre, ognuno dimentica per un po' che l'altro è un infedele. Wall Street. Questa è la Wall Street libanese, il centro affaristico dove la vita scorre anonima e impersonale all'ombra delle grandi banche. Nelle strade battute dalla povera gente, invece, c'è la vivacità di chi reagisce alla propria indigenza con l'ansia di risolvere giornalmente il problema dell'esistenza. È il loro commercio minuto a formare il folcloristico souk, il bazar, che nel quartiere musulmano attira interesse e curiosità su 1000 disparate merci di ogni valore. Ci si trova di tutto, dalla frutta esotica all'artigianato locale, con gioia dei turisti, degli amatori di ninnoli e del colore orientale. Al vocio, alla confusione del bazar, la città offre l'alternativa più riposante del Mediterraneo, che alita sulla costa zefiri freschi invitanti alla gioia. E i grandi alberghi, lucenti come stelle di cemento e vetro di impronta americana ma ingentiliti da nomi ricercati, promettono ogni comfort e prezzi adeguati al loro lusso. Splendide costruzioni, dove la noia è stata prevista dagli architetti che si sono ingegnati per combatterla in ogni modo, o di alleviarla almeno con trovate originali, come il bar subacqueo riposante, dove all'aperitivo si aggiunge il sempre ben accettato spettacolo di sirene in piscina. Grand Hotel, gente che va e gente che viene, hostess, figli di papà, industriali, reginette nordiche e yankees dal dollaro facile. Per annoiarsi in questa città occorre davvero una naturale abbarbicata inclinazione alla nevrosi e alla solitudine.
Siete stanchi di riposare? Gli svaghi non mancano. E abbandonatevi alla frustata dell'aria carica di odio, di salino, al morso del sole. Fuggite lontano dai pensieri, ammesso di averne. Per chi non ama il mare o preferisce la varietà, c'è il divertente e instabile equilibrio del pattinaggio sul ghiaccio. È ghiaccio artificiale, naturalmente, ma l'illusione di essere in un paese del nord coperto dalla neve, diciamo la verità, è reso con efficacia. Beh, la neve in un paese medio orientale famoso per la mitezza del clima, eppure basta un paio d'ore per incontrare l'inverno con il suo classico manto, questa volta autentico. Siamo ai Cedri, con un brusco balzo di stagione ed ambiente. Se non fosse per i costumi tradizionali, potremmo giurare di essere in una stazione montana dell'Europa settentrionale. In attesa che i clienti tornino dai campi di neve, il posteggiatore di auto inganna il tempo in compagnia del narghilè. È qualcosa di più che fumare. È come un rito che induca alla meditazione e al riposo. Così, per questa turista musulmana venuta fin qui non per sciare, ma per conoscere il luogo dove crescono le piante che a questo hanno dato il nome, i cedri. I cedri, oggi simbolo nazionale e una volta materia prima per le flotte fenicie, sono ormai ridotti ad una sparuta pattuglia di alberi solitari, amati come antichi dei tutelari. La notte, Beirut dimostra ancora una volta la fama di città della gioia. È una notte troppo dolce per non essere vissuta come si conviene, una città che pullula di ritrovi, di lusinganti richiami al neon e brillanti ammiccamenti di vetrine e cofani lucidati. E allora fuori, nel traffico che non è calato di tono, nel mondo cosmopolita ed eccitante. Per i patrizi amanti della quiete, invece, per gli anziani padroni del vapore, è l'ora della cena in famiglia nel conforto della propria casa che il denaro e l'amore per le belle cose hanno trasformato in silenziose oasi del passato. Si ha bisogno di riposare dalle fatiche della borsa, dagli sbalzi arteriosi provocati dalle oscillazioni di mercato, di fare un tuffo nella tranquillità e nella staticità delle cose antiche. Oggetti d'arte di ogni epoca e stile, raccolti con pazienza in ogni angolo dell'intero Medio Oriente, fanno di queste abitazioni signorili i rifugi artefatti e lussuosi della tradizione locale. Per chi non possiede tali residenze o ha ancora energie da consumare, ci sono gli innumerevoli nights della città. Ci si ritrova qui, dopo una giornata di lavoro, magari per continuare trattative in sospeso, combinare nuovi affari o più semplicemente per divertirsi. È l'atmosfera solita dei nights, ravvivata dalla presenza di gente di ogni nazionalità e provenienza. Qualche locale in vena di strafare per la gioia dei suoi clienti organizza lotte di galli. Tutto serve per ingannare il tempo e magari scaricare il proprio istinto aggressivo, tanto più che a darsele sono i galli e senza complimenti, con grande soddisfazione di coloro che trovano lo spettacolo interessante. Dulcis in fundo, le danze. Cominciano così, tanto composte e in definitiva caste da sembrare un gioco di pazienza. Con i turisti ci sono i giovani leoni delle classi dirigenti, non diversamente che altrove, a sfogare la loro esuberanza giovanile nel ritmo in voga. Balleranno sempre più scatenati, finendo all'alba saturi di stanchezza e di musica. Quando loro andranno a letto, gli altri si alzeranno. E comincerà un'altra giornata della dolce città della gioia, di Beirut. Prima fenicia, poi romana, quindi medioevale e moderna, ma immutabilmente stella del Mediterraneo.